quanti chilometri fa al giorno? Sono pensionato, la macchina l'ho sempre in garage. Al giorno 6-7. 20, 30, 40, non di più. Ne posso fare anche 200 al giorno. Siamo intorno ai 30 miglia. 35 più o meno. 20 chilometri. Una cinquantina, 60. Quanto le costa il pieno a settimana? Dai 20 ai 30 euro. Quando faccio il pieno spendo 70 euro. In media ci vanno via sui 50 euro a settimana, insomma. 150-200 euro. Saranno 30, 50, dipende poi dai periodi. Sui 40 euro sicuri. Alla settimana saranno circa 40 euro. 40. 5 euro? Niente. Intorno ai $57 alla settimana. Spendo 30 euro perché vado col GPL. Ha mai visto un'auto elettrica? No, solo nelle riviste o qualche spot pubblicitario. Mai. No. Sì, certo. No. So che esistono ma non... No. Sì, ne ho vista una, però ne vedo pochissime in giro, ecco. Sì, ne ho viste qualcuna, che sarebbe una cosa molto importante se potessero essere tutte elettriche. Sì, l'ho usata e vorrei possederne una appena posso. No, però so che costa una barca di soldi. Fa rumore un'auto elettrica? Assolutamente, anzi bisognerà mettere un segnale, per avvisare quando che circola. Nessuno, le ho viste, sono fantastiche, non fa rumore. Zero rumore. Presumo che sia silenziosa, alquanto silenziosa. Nessuno. È silenziosa, mi sembra di capire. Il rumore di una turbina elettrica? No, fa qualche fruscio, leggero fruscio e basta. No, non dovrebbe fare rumore la macchina elettrica. Non fa nessun rumore per niente. Un po' pericolosa per i passanti ogni tanto. Non lo fa. Mi suggeriscono il pubblico. Quanto può costare il pieno di un'auto elettrica? Non so, costerà l'elettricità che ci vuole a caricarla, non lo so. Certamente poco, perché se è elettrico non costerà come la benzina. Penso meno di quelle normali, no? Molto meno rispetto a un diesel o a un benzina. Penso zero attaccandosi a casa. Poco più di zero. Se non è fotovoltaico, meglio ancora. Secondo me costa meno, però non lo so. Mi piacerebbe sentire che costa 2 euro.